Il taglio dei vitalizi agli ex consiglieri regionali del Veneto resta, come conferma Aldo Bottin, già presidente della Giunta regionale del Veneto, che lo dichiara però illegittimo. Sì che c'è, lo stiamo già subendo dal 2015. In merito ai vitalizi decurtati per gli ex consiglieri regionali, tiene a precisare quello che definisce essere un tecnicismo, per il quale di fatto il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato da 60 ex consiglieri e da alcuni eredi contro la sentenza del TAR Veneto, che aveva ritenuto il vitalizio fosse un trattamento di natura pensionistica e che il giudice competente non fosse quello amministrativo, bensì la Corte dei Conti. Cioè dice, noi non siamo competenti, quindi cari ricorrenti, andate eventualmente al giudice ordinario. Gli ex consiglieri hanno impugnato la decisione del TAR, ma il Consiglio di Stato l'ha respinto, come chiesto dalla Regione Veneto, che si era costituita in giudizio. Ha respinto per incompetenza, ma non è entrato nel merito. Chiaro? Prevista da una legge regionale del 2014, la decurtazione del vitalizio è stata attuata da una delibera della Regione del gennaio 2015. Per 3 anni faceva scattare una riduzione dell'importo lordo mensile per chi vantava un reddito annuo ai fini IRPEF superiore ai 29.500 euro, con un taglio diviso per scaglioni, del 5% fino a 2.000 euro, dell'8% tra 2 e 4.000 euro, del 10% tra 4 e 6.000 euro e del 15% oltre i 6.000 euro. Tecnicismo o no, resta un fatto: nessuno degli ex consiglieri regionali coinvolti nel ricorso vuole rinunciare a un privilegio acquisito.